Benvenuto alla Taverna, Friuli Wines, il podcast definitivo sui vini di Friuli Venezia Giulia. Sono Wayne Young, l'host. Salve Friuli Wine Friends, sono Wayne Young, la Taverna Friuli, come siete? È un piacere averti qui oggi. Benvenuto dell'ultimo podcast della 4 stagione di La Taverna. Abbiamo appena superato 80 puntate di questo podcast. Io sono molto contento. Abbiamo anche sorpassato più di 5.000 ascoltazioni, che non sembra così tantissimi per 80 episodi, però io sono super fiero dell'idea che 5.000 volte è stato ascoltato la mia voce in inglese e anche in italiano, e che 5.000 volte è stato ascoltato e qualcosa forse avete conosciuto, imparato, che forse la tua vita è stata un po' migliorato per un momento ascoltando questo lavoro di passione, lavoro di cuore che io faccio qui alla Taverna. Oggi concludiamo stagione 4 con una bella conversazione di Collio Bianco. Collio Bianco, che è una cosa che esiste già da tanti anni, però sta cambiando, e questo modo soprattutto estetico, ma anche questa sensazione di lavorare con un stretto di mano di questi 6 produttori che fa questo Collio da uve autoctone. Oggi parliamo con 3 di questi produttori: Christian Keber di Eddie Keber, Andrea Drius da Terre di Faet e Alessandro Dal Zovo dalla Cantina Produttori di Cormons. Molto interessante di sentire l'idea del territorio e cosa possiamo fare. Ascoltiamo questi 3 produttori, perché anche la conversazione fa un attimo di diversi, non so come si può dire, tangenti, ma è una conversazione abbastanza lunga e molto interessante. Volevo anche parlare un po' della situazione che è successo ieri notte qui nella zona di Friuli, qualcosa che è ancora nel fase di scoperto, di sviluppo, perché ieri c'è stata una fortissima grandinata, soprattutto nella parte pianura di Friuli Venezia Giulia, la zona di Mortegliano, che è 10 minuti a macchina a casa mia qui a Udine. È stato colpito veramente brutalmente. Ho visto anche delle foto brutte di Pavia di Udine, dove c'è il mio amico Walter e Mattia Scarbolo e Lara Scarbolo. Speriamo bene per loro, che i danni non sono stati troppo severi, ma questa situazione, questo evento straordinario che è successo è ancora, come ho detto, in fase di sviluppo. Durante il mese di agosto spero di postare forse qualche best of della prima stagione del podcast, però durante il mese di agosto sto sviluppando le nuove puntate per settembre, per ottobre soprattutto, perché sta arrivando Ottobre Rosso Refosco, che quest'anno sarà più grande e più bello che mai, e durante il mese di ottobre tutte le puntate di La Taverna sarà dedicato al Refosco. Potrebbe essere il Refosco di Faedis, potrebbe essere il Refosco dal Peduncolo Rosso, potrebbe essere anche Terano. Però durante il mese di ottobre parliamo solo e esclusivamente di Refosco. Sto provando di creare il mese di ottobre dedicato completamente a questo grandissimo vitigno rosso di Friuli Venezia Giulia. Allora, tante cose che bolla in pentola, però spero che per il mese di agosto fate delle belle ferie e ci sentiamo
con le nuove puntate, speriamo, all'inizio di settembre. Grazie ragazzi per tutto il supporto durante stagione 4, grazie al Colli Orientali, soprattutto il consorzio di Colli Orientali, che ha sostenuto questo canale, questo podcast con il progetto di Dalle Vigne al Vino. Se non avete sentito quello, tornate indietro per quei 12 episodi che parlano dei vitigni più importanti in Friuli, Colli Orientali. E cosa posso dire? Grazie ragazzi. Mandami un messaggio sui social, mandami un'email. Si può sempre trovarmi un messaggio diretto su Instagram a Wayne Grape, un messaggio diretto a La Taverna Friuli Wines su Facebook, quando vuoi. Però spero che voi sta passando una bellissima estate e ci sentiamo. Allora, senza alcun altro ritardo, andiamo avanti con questo bellissimo puntata parlando di Collio Bianco. Eccoci qua, siamo qui nel Tasting Academy di Colli Orientali e Romandolo con 3 produttori oggi. Sono molto contento di avere il tavolo pieno di produttori di vino oggi del Collio questa volta. Stiamo parlando di Collio, non Colli Orientali. Sono qui con Andrea Drius di Terre di Faet, no? Christian Keber di Eddie Keber, giusto? E Alessandro Del Zovo di Cantina Produttori di Corbones. Ciao, Grazie ragazzi grazie per essere qui con noi oggi. Grazie a te. Grazie a te. Wayne. Siamo qui per parlare un po' di questo progetto del Collio Bianco, perché onestamente ho visto un articolo recentemente e ho detto io devo assolutamente parlare con questo gruppo di produttori che stanno provando di mettere insieme questo vino del territorio, che secondo me è molto molto importante. E mi ha ricordato questo progetto, un convegno che l'abbiamo fatto da Marco Felluga con Roberto Felluga anni fa, mi sembra 5-6 anni fa, che hanno parlato di fare questo vino. Però è un po' sparito, non è mai stato un progetto che è andato alle fine, che è questa idea di mettere 3 vitigni insieme collegato con il territorio. E dopo ho visto che voi siete veramente facendo questa idea. Allora, prima volevo un po' sentire di ognuno di voi di parlare un pochino dell'azienda, perché avete delle aziende molto belle, però dopo parliamo di questo bellissimo progetto di fare un Collio Bianco. Andrea, vuoi andare prima? Va benissimo. Ok. Io una piccola azienda, sono l'ultimo arrivato sicuramente, o tra gli ultimi in Collio, ma da subito ho creduto nel Collio Bianco, anche perché ho una piccola azienda, ma quasi totalmente incentrata sui vitigni autoctoni, quindi per me è stata una scelta da un certo punto di vista semplice. Io sono a Cormons, sono nella parte calda del Collio, siamo indicativamente in zona Pradis, tra Montequarin, Pradis. Faet prende il nome proprio dal primo vigneto da cui sono partito nel 2008 a vendere le uve, nel 2012 a vinificare, quindi il nome di veramente una piccola zona. E ho una piccola azienda, quindi in questo progetto la cosa bella è che abbiamo aziende anche molto diverse che credono che questa idea di vino del territorio possa essere vantaggiosa per tutti. Io ho un'azienda nuova, giovane e piccolina, io faccio intorno alle 35.000 bottiglie su 6,5 ettari di vigneto, e però credo effettivamente che la strada di mettere in risalto quello che è il territorio, anche facendo un passo indietro come singola azienda, alla fine valorizzi ancora di più anche le singole aziende. E quindi sono contentissimo di essere stato uno dei primi, diciamo, a cercare di partire e di portare avanti, come dicevi benissimo Wayne, quello che era già un qualcosa che c'era nell'aria già da diverso tempo e che troppe volte forse per varie motivazioni si è arenato, e noi abbiamo cercato semplicemente di tenerlo vivo sperando di poter farci seguire, perché logicamente la nostra speranza è di crescere. Per fare un vino di territorio bisogna essere più capillari possibile, quindi quella è la nostra speranza. Bene. Christian?
Ciao a tutti. Beh, l'azienda, la mia azienda è un'azienda storica comunque della zona del Coglio, e noi sul Coglio Bianco è da molti anni che ci crediamo, addirittura da un po' più di 10 anni abbiamo deciso proprio di fare solo questo vino, quindi per noi è proprio una cosa importantissima. E quindi l'azienda, che è l'azienda di 12 ettari circa come dimensione, è un'azienda che proprio da poco abbiamo iniziato a proprio. Io già lavoravo, già da 10 anni che sono un po' tutto, enologo, trattorista e tutto quanto. Ok. L'ultimo anche, sì. Allora, voi fate solo un vino Solo un vino, sì. e il vino è Il questo. il Coglio Bianco, Il dove Coglio Bianco. autoctone, certo. Ok. E sì, magari molti lo sanno, noi poi ogni tanto facciamo un po' di rosso che esce, ma non tutte le annate, però con Medi Keber questo è l'unico vino che si fa. Quindi dicevo, è da un po' che da quest'anno abbiamo preso proprio io e mia sorella in gestione totalmente l'azienda, e quindi c'è stato un cambio generazionale, e questo è il terzo cambio generazionale di imbottigliatori nell'azienda Keber, Bello. quindi, quindi è molto, molto importante per Ma noi. di tanti anni che tu sei Sì, coinvolto sì, nell'azienda. io faccio il vino già dal 2007, Ok. così, poi adesso proprio ho deciso negli ultimi anni di impostarla a modo mio, diciamo, quindi ho portato l'azienda in biodinamica e tutti questi percorsi, e quindi sto dando una mano differente rispetto a prima, ma il Coglio Bianco rimane sempre il vino più importante per noi, anche perché dal mio punto di vista sarà il vino proprio del futuro del Coglio. Parlare di territorio, cioè la nostra zona deve incominciare a parlare del proprio terroir. Il Coglio Bianco era il vino più prodotto in Coglio nel passato, pochi magari lo sanno, e era fino agli anni 90 fatto con queste 3 uve autoctone, e il nostro progetto qua con tutto il gruppo è proprio di tornare a farlo nei crismi del passato, ma anche nei crismi di un vino che si può capire e che possa diventare anche il grande bianco italiano, perché il Friuli Venezia Giulia in generale è la zona principe dei bianchi italiani, assieme magari all'Alto Adige e tutto quanto, ma noi credo siamo capaci di fare un vino territoriale, anche di longevità, di un charme che può sfidare grandi zone viticole del resto dell'Europa. Bello, bello. Alessandro? Ciao a tutti, grazie Wayne di questo spazio, perché Grazie per a te. noi in questo frangente è molto importante parlare di questo progetto, e stiamo facendo un importante sforzo di comunicazione anche con le altre aziende del territorio, proprio per far conoscere il progetto che, per quanto riguarda la cantina Produttori Cormons, che è una realtà cooperativa di circa un centinaio di soci con 100 ettari vitati nella zona del Coglio, è qualcosa che ha sempre fatto, perché la cantina di Cormons ha sempre fatto il Coglio Bianco con queste 3 varietà, magari con percentuali diverse rispetto a quello che ci siamo autoregolamentati noi con questo progetto. Abbiamo, tra virgolette, semplicemente dovuto solo cambiare l'etichetta, e ovviamente anche cambiare l'uscita del vino, perché in precedenza usciva dannata, mentre adesso con le regole che magari poi Cristian, che è molto più comunicatore, ci spiegherà, ci siamo adeguati, come è giusto che sia, a un progetto, perché ne discuteremo anche dopo, ne parleremo anche dopo. Per far crescere qualcosa ci devi credere. Noi siamo partiti in 4, purtroppo un po' prima della pandemia, e quindi poi siamo stati un po' rallentati, però adesso vedo che abbiamo riacquistato lo smalto, perché il tempo ci permette anche ora di comunicare, di parlare. Ci sono altre aziende che vogliono far parte del gruppo. È un progetto che esclusivamente riprende quello che è sempre stato nel Coglio, ovvero dare importanza alle 3 uve autoctone regine e riprendere qualcosa che da un punto di vista, tra virgolette, politico il Consorzio Coglio voleva già fare. Quindi noi non vogliamo assolutamente cancellare qualcosa di già esistente. Chi vuol fare il Coglio Bianco
con i vitigni internazionali, ovviamente lo continuerà a fare, come magari anche un'azienda grande come la nostra, nessuno può escludere che un domani si possa fare un Collio Bianco. Ovvio che ormai abbiamo preso questa strada qua, ed è una strada che secondo noi dà un indirizzo territoriale molto forte, cosa che in Collio secondo noi è un po' sempre mancata. Allora parliamo un po' dell'origine di questo progetto, perché come ho detto prima, questa idea l'ho sentito e non è mai decollato, diciamo così. E dopo hai detto, appena prima della pandemia, hai cominciato di riparlare o di mettere insieme delle aziende. Allora qualcuno, dimmi, Allora, siccome voi. io sono solo uno che ha raccolto le idee e poi Ok. le ha un po' tirato le fila, è bene che Christian e Andrea insomma, spieghino come Ok. è nato, perché l'hanno vissuto loro di prima persona. Poi io Sì, sono sì, entrato in seconda battuta. Bene. Ma è un progetto che è nato in maniera molto, molto naturale. In realtà forse la prima chiacchierata pensando di mettere insieme più aziende è nata proprio in cantina da me con Christian. E Christian già da diversi anni utilizzava una piccola scritta in retroetichetta, che è vino del territorio. Allora, una sera stavo proprio pensando, insomma, all'imbottigliamento, all'etichettatura del mio Collio Bianco nel 2016 e gli ho chiesto semplicemente, ti secca se anch'io, siccome l'idea di questo Collio è molto vicina, utilizzo vino del territorio? Perché in questo momento effettivamente c'è una grande varietà e una grande differenza su quello che su quello che è il Collio Bianco, e quindi per far capire, insomma, che ci sono anche dei prodotti con un'identità più forte e più in linea. E la risposta di Christian è stata: magari lo utilizzassero tutti. E da lì, diciamo, abbiamo iniziato un po' a pensare, in realtà nell'arco di un paio di giorni, poi abbiamo detto, se dobbiamo fare qualcosa, però cerchiamo di coinvolgere qualcuno in più, e quindi è stata fatta una piccola riunione con chi già lo produceva, e cerchiamo di fare un qualcosa anche di leggermente più importante, perché a quel punto lì poi ci sembrava quasi poco, cioè nel senso sembrava un passo veramente piccolo, e siccome, come raccontavi benissimo anche tu prima, era un qualcosa che a livello territoriale si era già discusso molte volte, era qualcosa che insomma diverse realtà sembrava che fossero interessate a fare questo. E da qui, diciamo, proprio eravamo poco prima della pandemia, ci siamo incontrati con Alessandro ed eravamo in tre. A quel punto eravamo in tre perché, a parte me e Christian, immediatamente anche Music con Fabian si era mostrato entusiasta del progetto, e quindi siamo andati a parlare con Alessandro. Non sapevamo bene se le avremmo sentite o se era contento, e in realtà le cose sono andate meglio del previsto, e ci ha dato realmente uno sprone a fare le cose senza paura, e quindi da questa idea di fare anche magari una cosa un pochino più in sordina, in retroetichetta, una piccola menzione, abbiamo deciso di avere anche un impatto a livello visivo con un'etichetta grande e la scritta Collio che deve essere dominante su tutto il resto. E quindi è partita un po' in questo modo, veramente tra una chiacchiera tra amici e un calice di vino. Ma parlando di calici di vino, stiamo bevendo la tua, Andrea, di Faed, il Collio Bianco, che è veramente bello. 2020, sì. Possiamo parlare un po' della composizione, perché forse non tutti sanno che il Collio Bianco ha per mancanza di parola, una formula o delle guide come deve essere fatto. Che cos'è la regola di quali vini che si può mettere dentro questo Collio Bianco? Allora, il Collio Bianco, come ho detto prima, è un vino tradizionale, quindi si è sempre fatto, e dobbiamo tornare alle origini. I vigneti erano dei vigneti misti, quindi si coltivava uve tutte assieme nel passato, ma questa non è solo la storia del Collio, questa è la storia di tutta Europa. Sì. Cioè il vigneto
a monovarietale è veramente recente nel mondo del vino. Quindi se torniamo essenzialmente tutti i vigneti di prefilosserici erano vigneti mescolati. Sì. Oppure prima soltanto davanti al castello della nobiltà o del clero c'erano questi vigneti di prova a monovarietale, ma tradizionalmente il contadino aveva dei vigneti tutti mescolati. Sì, praticamente mescolati, stiamo dicendo una pianta di questo, 2 piante di Esatto, quello, allora esatto. proprio nella stessa fila, Nella stessa non era fila. proprio... No, ok, era proprio vendemmio mescolato. tutti insieme, no, Tutti- proprio mescolato diversi piante insieme. Sicuramente. Quindi questa è la storia quindi di tante zone italiane, cioè di tante zone italiane ma europee, quindi possiamo dire il 99% d'Europa era così, per millenni era così, o centinaia di anni più che per millenni, perché poi non possiamo sapere tutto Esatto. esattamente. Mm. E quindi partiamo da una storia molto comune con tanti. Nella nascita del Consorzio Coglio, uno dei primi consorzi in Italia, il primo vino era il Bianco del Coglio. Era il vino in quel momento più prodotto. Stiamo parlando di anni 60. Anni 60, ok. Inizio anni 60. Io ho ritrovato anche dei documenti dell'ex presidente Douglas Adams dove c'è l'indicazione di quanti quintali si faceva, come era composto il primo Coglio Bianco e questo vino era molto spesso, noi adesso siamo in 3 ma con noi viene spesso anche Stefano Cosma, abbiamo anche la parte storica proprio ufficiale, Ok. e quindi ci può dare tutta l'indicazione veramente storica del Coglio Bianco e quindi nei primi anni la predominanza era della Raibolla come varietà, Principe, poi Tokai e Malvasia, mentre poi la composizione negli anni, fino ad arrivare agli anni 90, si è bilanciata con queste 3 varietà. Negli anni 90 poi c'è stato un cambio molto, molto grande. Mio padre, ad esempio, era in quel momento anche consigliere nel consorzio e il Coglio Bianco veniva fatto da pochissime persone. E c'era soltanto una parte sul Monte Quarin che continuava a fare il Coglio Bianco, ma veramente molto poco. E in quel momento l'idea del Consorzio Coglio era quella di fare un super white. Ok. E quindi, anche perché andiamo in quegli anni lì, erano gli anni Sì, del Vintage Tonina, esatto. erano gli anni dei toscani, dei rossi, dei Coin Cabernet, tutte esatto. queste cose qua, ok. no? Insieme con quelli tradizionali. Con quelli tradizionali. Ok. No? E quindi dobbiamo metterci in un periodo storico. E quindi per dare di nuovo una forza al Coglio Bianco c'è stata questa decisione di allargare la denominazione a varietà anche internazionali. Ok, allora è cominciato solo con quelli 3. È dopo è cominciato con stato 3, allargato per far entrare quelli internazionali. internazionali. Ok, Chardonnay, Sì. Sauvignon. E con lo stesso Pinot concetto Grigio. si è modificato anche il nome, perché come dicevo, questi nomi vintage, allora si era dato la possibilità al produttore ovviamente di dare un nome di fantasia. Ok. E quindi questo è successo, da un certo punto di vista ha fatto anche bene, perché da 3 Coglio Bianchi che si facevano sono diventati 80. Ok. Quindi nel numero è andato bene. Cosa è successo però negli anni? Quello che noi vediamo adesso è che un po', diciamo, bisogna correggere il tiro, che purtroppo con questa decisione qui si è creato un vino che non ha nome, perché ognuno ha il proprio nome, e non ha una composizione. Perché un vino per un consumatore che è al 90% di Sauvignon e l'altro al 90% di Ribolla è poco facilmente confrontabile. Ok. E con ogni azienda con un nome proprio ha veramente una difficoltà a livello per diventare finalmente vino. Certo. E quindi credo che adesso il nostro territorio sia nel punto giusto per tornare alla vera tradizione del Coglio Bianco, di quel vino che tutti potevano fare una volta. Come tu dicevi, perché sei stato in delle riunioni, c'è stata questa idea consortile in cui è passata anche in assemblea e tutto quanto, di questo Coglio Gran Selezione, c'era quel nome in quell'epoca, Ok. e ci sono state delle decisioni, sia consigliari che assembleari, che poi una commissione dove si è dato spazio più al Tokai come uva, perché è la più presente attualmente sul territorio, delle autoctone, e alcune regole che già il Consorzio Coglio aveva deciso,
Poi come tu sai, come tu hai già detto, il consorzio ha avuto questo calo nell'interesse del Coglio Bianco, e subito dopo, quando Andrea Drius ha fatto questa domanda sull'etichetta, noi ci siamo messi assieme e abbiamo detto ok, dobbiamo dare foga di nuovo a questo progetto. Abbiamo preso essenzialmente il 90% delle regole che sono state fatte in consorzio, quindi nulla di nuovo, come diceva prima Alessandro, e abbiamo detto andiamo avanti. Non lo possiamo chiamare perché noi non siamo il consorzio, noi lavoriamo con una stretta di mano e quindi abbiamo detto torniamo a quel progetto lì, un'etichetta come anche aveva indicato il consorzio con la scritta grande Coglio, Tokai Ribolla Malvasia, una lavorazione non in legno oppure se legno ma invasiva, Ok. quindi non macerazione su questo vino, quindi Ok. un altro tassello che si era dato, e quindi delle bottiglie a Coglio, la bottiglia tradizionale della zona, anche questo era già deciso dal consorzio Coglio, quindi tutte cose che in gran parte così, ma noi abbiamo fatto la prima riunione anche perché siamo i produttori, anche se siamo in 6, ma siamo anche sia gli storici che i più grandi produttori di Coglio Bianco. Ok. E l'abbiamo sempre fatto, quindi delle riunioni in cui sapevamo di cosa si sta parlando, perché molto spesso, anche nel mondo degli uvaggi, è sempre molto complicato, Certo. perché tutti parlano ma con delle prove, invece questo è un tavolo di lavoro in cui tutti lo fanno, magari da tanto tempo, Ok. e Allora c'è non c'era un'esperienza. tanto, esatto, e non c'era tanto sperimentazione Non da c'era fare. sperimentazione, era già concreto il tutto. Già, ok, questo è il concetto. No, e tu hai detto che era Ribolla, Friulano e E Malvasia. Ma il percentuale, perché io ricordo a La quella volta percentuale maggiore di Tokai, Tokai sopra il 50, perché deve essere sopra 50. perché quella volta il Ok. consorzio, ovviamente volendo dare la DOCG a questo vino, Ok. la DOCG deve avere una varietà predominante Ah, ok. e quindi si era scelto il Tokai friulano. Sì. Ripeto, noi abbiamo ripercorso questa cosa qui. Poi gli abbiamo dato altre cose, tipo l'uscita a 18 mesi, quindi non è un vino fresco, non è un vino quindi che ha già una sua evoluzione, perché secondo noi è corretto. I vini in generale del bianchi delle colline del Friuli Venezia Giulia necessitano di un affinamento per essere grandi come sono. Ok. E quindi anche l'etichettatura, l'etichetta che adesso noi siamo, non la si vede, però quando andrete in qualche osteria a assaggiare un po' di vino lo vedrete. Provo di postare anche qualche foto delle bottiglie. C'è questa scritta in apice molto grande, Coglio, ma non è nulla di nuovo anche questo. Anche questo è stato... Se tu torni indietro e prendi prima degli anni 90 un'etichetta, ma non solo del Coglio, anche Isonzo, Colli Orientali, vedrai che c'era ad apice una scritta enorme del proprio territorio. Ok. Eravamo quasi più francesi dei francesi in quell'epoca, cioè Capisco. il 90% delle aziende aveva queste etichette. Stiamo sempre parlando degli anni 70. Esatto, Ok. anni 70, anni 80, fino agli Sì. anni 80. Poi c'è stato questo cambiamento negli anni 90, ma anche personalmente anche la nostra azienda ha fatto ovviamente questo cambiamento, ma era per dire anche lo stile, no? Non so, ti faccio degli esempi. Châteauneuf-du-Pape con quelle scritte gotiche. Sì, esatto. No? E già ti portano al territorio. Certo, Bottiglie. spesso con la bottiglia, con la stemma dello stemma di imbossata, Châteauneuf, sì. no? Del Papa, no? Proprio. Esatto. Ma anche le classiche bottiglie della Borgogna, no? Cioè, oltre alla bottiglia, anche l'etichetta, una pulizia di etichetta. Le bottiglie di Bordeaux, con la casa in oro, no? Dietro magari molto spesso, ma anche da noi in Italia, le varie bande sulle etichette di Barolo, di Barbaresco, Gaia, Borgogno, tutte queste Sì, bande, esatto. ma in Toscana la stessa cosa. Quindi nel passato c'erano alcuni simboli di riconoscimento territoriali, però la cosa interessante è che noi avevamo questa scritta ad apice con un font semplice, tipo un Times New Roman, una roba molto semplice, ma quasi tutti. Cioè eravamo molto più di altre zone, cioè avevamo proprio tutti. Sì. C'era proprio delle etichette con tutti, in cui il territorio era predominante e la varietà o il nome del produttore erano in secondo piano. Secondo te perché negli anni è cominciato un po' di perdere questa tradizione di avere questa etichetta molto simile tra produttori? Negli anni 90 essenzialmente
Ma non è soltanto, secondo me, il mondo del vino che è cambiato. Cioè, è proprio la società che ha reso tante Ok. cose, la politica, tante cose, tutto molto sul personale. E, Ok. e quindi Voglio anche... fare il mio. Sì, Voglio avere i miei colori, voglio avere la mia scrittura. E allora un po' la società che ha cominciato non so, di diversificare. No, non voglio avere la stessa etichetta di lui, voglio la esatto. mia. Ok. Poi è anche abbastanza quasi logico da un certo punto di vista, perché prima, sai, i produttori erano anche pochi agli inizi. Poi invece negli anni 90 si è sviluppato un maggior numero di produttori e si vede che questa personalizzazione è diventata logica quasi per tutti, no? Ma per tante zone e tutto quanto. Ovviamente le zone con territori forti, questo non l'hanno fatto. No, Perché esatto. ancora attualmente in Barolo la parola Barolo è grande. Sì, E esatto. tutti i crudi di Borgogna hanno una parola. Quindi dove il territorio rimane una cosa importante si tende ancora a questo, mentre in altre zone questo del personalismo, del brand aziendale è scaturito un po' di più. Però per questo progetto secondo me bisogna tornare all'unione. Ok. Grazie. No, mi piace tantissimo questa idea di avere sempre questa striscia sopra con Collio e dopo ogni produttore per avere il suo logo, il suo artwork, il suo creatività. Allora non stai, non lo so, standardizzando il packaging, ovviamente, però sotto si vede che non è un vino generico, è un vino di un produttore con questa cosa sopra. E sicuramente anche l'interno è del produttore, perché la cosa fondamentale deve rimanere questa, no? Cioè noi facciamo un vino finalmente territoriale che si riesca a capire, che arrivi dal Coglio e tutto quanto, però poi la mano del produttore ci deve essere sicuramente, quindi e quello è corretto che ci sia ed è molto importante anche per il futuro delle nostre zone. Questo non succede, ripeto, anche solo da noi, ma anche nelle zone molto importanti. E allora stiamo parlando di una tradizione, però non è una tradizione secolare, non è una tradizione che va indietro da 200 anni, perché ovviamente la storia di Toccai in Friuli Venezia Giulia ha 120 anni, 130 anni. E allora stiamo parlando di una forza di una tradizione che è cominciato ovviamente molto forte. Allora, come mai in un territorio con una storia lunghissima come Coglio siamo arrivati alla tradizione solo negli anni 60? Questa è colpa del consorzio, colpa della commercializzazione del vino? Cosa è cambiato in quel periodo lì che ha detto, ok, adesso questi tre sono i nostri tre varietà e questo è il nostro vino in quel periodo lì. E che cos'era prima di quello? Ma un po' io ti avevo, secondo me, anche prima già raccontato di questo, e invece è secolare, è molto più vecchio di altri prodotti. Ok. Perché pochi anche sanno che alcune varietà che attualmente noi utilizziamo col nome varietale erano degli uvaggi. Ok. Cioè? La ribolla, ad esempio. Ok. Se Che tu- Ribolla non era un vitigno, Ribolla era un vino Era ad un una vino. volta. Ok. Quindi, ma tantissimi, non solo questa, tuttissime attuali varietà erano degli uvaggi. E quindi cosa faceva il contadino? Il contadino utilizzava la varietà nel passato come un mezzo, perché nessuno vendeva la varietà. Ok. Cioè, Veduto bianco o rosso praticamente. praticamente bianco-rosso, ma non c'era scopo di fare vendere la malvasia, ok? La varietà malvasia, perché il blend era già all'interno del vigneto, Ok. il blend lo conosceva solo il contadino, la scelta era in base al terreno, specifiche zone di terreno, Mhm. la scelta poteva cambiare in generazione e generazione per migliorare quel tipo di vino su quel suolo, Ok. quindi potevano esserci delle varietà continuamente differenti anche in un determinato territorio, ma sempre che stessero bene in determinate zone di quel territorio. E quindi c'è questo percorso e poi
la vendita che veniva molto spesso nelle zone era bianco e rosso, quindi però questa cosa del bianco e rosso che fa quasi ridere in un concetto, ma dobbiamo pensare che il bianco, un bianco fermentato con bollicine della zona francese si chiama champagne, Ok. è lo stesso concetto, o un rosso si chiama Bordeaux, Ok. cioè è il bianco perché dopo un po', quando si vendeva nell'osteria vicino a casa, potevi dire bianco di Meni o di Toni, Certo. ma quando andavi a Parigi è nato lo champagne, perché dovevi dire Certo. il bianco di dove? Di Champagne. Ok. Quindi questo concetto di bianco e rosso ha creato il concetto di terroir e ha reso Italia e Francia leader mondiali nell'enogastronomia, Ok. perché lo stesso concetto, ripeto, vale per Champagne, vale per Coglio, vale per Parmigiano Reggiano, vale per Roquefort, vale per prosciutto di San Daniele. Sì. Non si parla di varietà, barbatelle, ma si parla di... Del posto, del posto. del territorio. Ok. E allora c'era sempre questa idea, perché ho sempre sentito anche fino a 1600 che c'erano zone dove si coltiva, non so, verduzzo e ribolla gialla, però il vino venduto era solo bianco. E allora ovviamente l'uvaggio era la norma per la vendita del vino bianco e rosso. Però la cosa che mi interessa tantissimo è come mai un vitigno che non ha secoli, ha un secolo di storia qua, è diventato così tanto radicato dentro la cultura di Coglio, come friulano soprattutto. Ma credo che sia un aspetto anche legato al tipo di vino. Il Tokai friulano è un vino ruvido, è un po' l'identificazione anche delle persone che vivono nel nostro territorio, dei friulani, e quindi credo che i produttori, un po' anche chi vive il territorio del Coglio, si sia fatto un po' come un baluardo di questo vitigno che poi nel corso degli anni, dei decenni, è stato messo da parte per l'avvento anche dei vitigni internazionali e di tutte quelle conseguenze che sono successe poi a poter fare il Coglio Bianco con anche 100% Pinot Grigio. Ma qual è il problema di fondo? Il problema di fondo è che da noi in Coglio, ma anche nei Colli orientali, tutte le uve bianche vengono bene. Se noi qui coltivassimo vermentino, potremmo fare un grandissimo vermentino. Quindi è ovvio che i produttori, analizzando anche l'aspetto commerciale e non solo storico, hanno purtroppo, per fortuna, sfruttato anche tutto quello che dava l'apporto commerciale dei vitigni internazionali, perché qui facciamo i migliori Sauvignon del mondo. Stesso vale per i Pinot Grigi, stesso vale anche per gli Chardonnay, anche se sono considerati un po' meno, ma se noi facciamo una degustazione alla cieca di Chardonnay del Colle e dei Colli Orientali avremo delle grandi sorprese. Quindi questo passaggio, che è stato molto legato appunto all'aspetto del reddito delle aziende, ha fatto sì che è stata persa l'identità territoriale e l'importanza che questi vitigni, come soprattutto il Tokai friulano, ma anche la Ribolla e la Malvasia, hanno per avere un qualcosa che ti lega al territorio e che ti lega alla storia di questo territorio, cosa che a noi in Coglio effettivamente manca. Quando si parla di grandi bianchi del Coglio, però non si parla mai di un solo vino, no? I grandi territori, come ha elencato prima Christian, si identificano in un solo vino e spesso appunto è un uvaggio, come nel caso del Coglio Bianco, del Coglio uve autoctone. Giustamente Christian ha detto che, lo ripetiamo sempre, noi non abbiamo fatto niente di nuovo, no? Abbiamo ripreso qualcosa che era già stato impostato, però effettivamente la cosa che dà grande soddisfazione a tutti noi è il coraggio che abbiamo avuto, perché abbiamo fatto una cosa che ha dato un segnale forte sul territorio, ovvero 4 aziende inizialmente, adesso siamo in 6, ma ne entreranno anche di altre, hanno con una stretta di mano deciso di intraprendere una strada comune, mettendo davanti il territorio e un'idea forte davanti a un marchio aziendale, facendo delle scelte forti, cioè cambiando l'etichetta, cambiando anche l'impostazione del vino, cambiando anche l'uscita del vino. Quindi questo è un esempio, no? Che noi stiamo dando a un territorio, e anche i risultati commerciali che stiamo avendo tutti dovrebbero e devono spronare anche gli altri produttori a seguire una linea che, come ha detto Christian, è il futuro. Noi stiamo semplicemente seguendo quello che il futuro vorrà e che vuole già adesso.
No, io sono completamente d'accordo con te e anche con il progetto. Quando l'hanno cominciato, quest'altro progetto della gran selezione che c'era, io ero fortemente d'accordo con questa idea di fare un grande uvaggio con dei limiti, delle guide, come si può fare questo, soprattutto con vitini autoctone, e vai avanti con un prodotto che sul mercato fa una massa critica. No? In questo modo tu dire, ok, a me piace tantissimo Collio Bianco e sai che se prende Terre di Faeto, prende la tua, prende un grandissimo prodotto con un profilo abbastanza simile. Ecco, No? questo Ovviamente ogni persona deve essere individualista, di certo. esprimersi nel suo vignetto, territorio, bravura nella cantina. Però una delle cose che io ho sempre usato la parola schizofrenico per tutto Friuli, non solo per Collio, è che compri un friulano o compri un Chardonnay o compri un Ribolla Gialla di una parte a una certa profilo. Prendi un altro di un altro produttore, oh, aspetta un attimo, questo è barricato. Dopo si prende un altro, oh, aspetta un attimo, questo è macerato. Prendi un altro, questo è stato fatto, non lo so, in anfore. Allora, io ho sempre detto che è difficile per un consumatore andare in un supermercato, un grande magazzino di vino e dire, ok, mi piace Friulano, mi piace il Tokai, perché si compra la seconda bottiglia di un altro produttore e un prodotto completamente diverso. Con questo state risolvendo questo problema. Maggioranza di Tokai. Assolutamente sì, e ti dirò di più. Noi abbiamo messo l'individualismo al servizio del territorio. E quando facciamo le degustazioni con i nostri vini si sente l'individualismo, si sente il vino fatto con tecniche biodinamiche moderne fatte da Christian, si sente il vino diciamo più tradizionale enologicamente fatto da noi, oppure quello di la versione biologica di Andrea, però c'è una linea comune, perché avendo dato delle regole, ad esempio il 50% deve essere Tokai friulano, quindi tu gli dai già un'impostazione di territorio, no? Di una varietà che domina le altre, poi ti giochi con la Malvasia e con la Ribolla, che danno la Ribolla la freschezza, la Malvasia diciamo un po' l'eleganza. Ci sono delle sfaccettature che sono l'identità aziendale, però tu senti il territorio, ed è questo che noi vogliamo che si senta nelle degustazioni e che sia la forza, no, comunicativa per dare un fronte comune al consumatore. Sì, questo secondo me è importante, perché in questo modo c'è già un'aspettativa del consumatore che compra questo vino e sa cosa aspettare. Esatto. È molto importante. Più però, secondo me, le sfumature ci vuole. Ovviamente non deve fare tutto uguale. In questo modo si può fare, sì, mettere tutti i vini insieme, fa un prodotto unico. No, deve avere ogni azienda la sua, però con questa idea di uscire con un prodotto simile, con delle regole simili, con una visiva simile, ma non uguale, però sì, con tutto produttore che può esprimere il suo territorio più facilmente, no? In quanti siete adesso su questo progetto? Il vero nome di questo progetto, come si può definire? Collio Bianco solo, basta così? O come si può differenziare questo dagli altri? Allora, in questo momento noi abbiamo avuto bisogno logicamente di aggiungere qualcosa alla parola Collio. Quindi abbiamo utilizzato vino d'uva autoctone, o chiacchierando insomma Collio uva autoctone, proprio perché intanto il nostro focus è la cosa più importante di tutte, quella che avete appena detto. Questo progetto si basa sul dare un'identità. Non c'è la volontà nemmeno di dire è meglio, ma c'è la volontà di dire sai cosa aspettarti. E quindi abbiamo utilizzato questa piccola menzione perché è già una piccola spiegazione. È vero che per noi poi è un qualcosa di scontato per chi vive il territorio, mentre per qualcun altro è comunque un qualcosa che bisogna andare a spiegare, ma in questo momento Vino d'Uva Autoctone ci dava già un indirizzo e dava un indirizzo anche alle aziende, che come parlavamo all'inizio, in questo momento è la cosa più importante, da comunicare al pubblico, ma comunicare anche al territorio, a chi deve farlo,
per farlo realmente diventare un vino di territorio. Il grande successo di questo vino può essere legato solo al fatto di diventare molto più capillare. Per essere un grande vino di territorio, il territorio deve crederci e deve diventare un vino che abbia, parlavamo prima, un po' di massa critica, che abbia una forte identità, e noi vinciamo se fra 10-15 anni non serve più scrivere vino d'uva autoctone, ma quando si dice Coglio, senza specificare assolutamente nient'altro, nella testa di chi va a acquistare la bottiglia e ordinare un calice, c'è un'idea di vino. Viene Se uno... idea di questo vino che stiamo Esatto, bevendo quando adesso. Coglio sarà identificato come un bianco con più o meno queste caratteristiche, non serve più parlare di uve, diventa anche molto molto meno interessante raccontare che è fatto con le varietà autoctone, perché non serve più, perché diventa il bianco del Coglio. Questo è il grande successo che può avere questo progetto. Poi logicamente ogni cosa ha i suoi step, e in questo momento noi ci siamo slegati anche proprio essendo un progetto anche privato, quindi non possiamo utilizzare menzioni che siano in qualche modo registrate, ma anche proprio cercando semplicemente di spiegare il vino e non utilizzare un qualcosa che possa, diciamo, porlo come gran selezione, diciamo, al di sopra di altre cose, ma proprio solamente raccontare e dare identità al prodotto, che secondo me è proprio la parola che è più importante di questo progetto e di quello che possiamo raccontare. E allora, in quanti siete come produttori adesso che sono coinvolti? Attualmente siamo in 6. Ok, so voi tre? E poi c'è Fabian Korsic, Right. azienda Korsic, Music, Fabian Music è l'azienda Music, Ok, e Buzzinelli Maurizio. ok. Ma adesso aspettiamo altre entrate. Ma come obiettivo volete che ogni azienda in Coglio fa almeno un po' di questo Coglio Allora, bianco? Cosa come sarebbe? diceva Andrea giustamente prima, sarebbe molto importante che si arrivasse tutti a fare questo vino, però in questo momento storico, la cosa fondamentale è che ci sia gente che ci creda. Perché è già successo nel passato sul Coglio Bianco che abbiamo ricercato solo il numero di produttori, Mhm. ma a quell'epoca cosa è successo? Che molti purtroppo utilizzavano il Coglio Bianco come, mi spiace quasi dirlo, ma sai, ti rimangono 2 torri di Sauvignon, 2 di Pinot Grigio, e per finire la vasca crei questo Coglio Bianco. Ok, Questo vuol dire proprio non credere al vino. esatto. Cioè, proprio il vino deve nascere dalla vigna qua. Devi già incominciare, come tutti i vini a cui vuoi bene, incominciare a seguire la vigna, in cantina ovviamente, capirlo molto bene, per quello dicevo, produttori che capiscano sta cosa, come ho detto all'inizio, e quindi vogliamo produttori che seguano in questo modo il progetto, veramente con passione e che si capisca, perché adesso ci serve questo. Poi è normale che auspichiamo che il territorio sia tutto unito, perché per diventare il bianco territoriale deve allargarsi il più possibile a tutti i produttori del Coglio, ma soprattutto in questo momento deve esserci gente che crede. Sì, assolutamente, perché se cominci a dire che lo faccio però devo aggiungere un po' di Sauvignon, come l'hai detto tu, sì, faccio così però mi preferisco fare un po' più di legno sulla mia, dopo si cade un po' il concetto completamente. Anche per questo siamo stati molto rigidi sulla nostra disciplinare stretta di mano. Parliamo di questo, anche se è stretto di mare, che cos'è la disciplinare? Ovviamente l'abbiamo parlato. Diciamo che è un regolamento più che disciplinare, regolamento. perché Sì, poi sì, se esatto. ci ascolta il presidente del Coglio No, Esatto. Ok, vedo se il vuoi consigliere, posso tirare fuori quelle parole. vedi il consigliere Andrea Drius e già si mette le mani nei capelli. No, ok, No, questo, è un regolamento, è un regolamento. Questo agreement, questo sì. Sì, è un regolamento, è un puro Abbiamo regolamento. parlato delle vitigni, Sì. Però dopo quello ovviamente ci sono altri. Sì, ma le regole sono molto, molto semplici. Maggioranza di tocca friulano, almeno il 50%. Affinamento di minimo 18 mesi, che sia in bottiglia o che sia in legno oppure in acciaio. Legno botte grande, non barrique, quindi per non sovrastare con l'effetto della barrique le note varietali. Utilizzo esclusivamente della bottiglia a Coglio. L'etichetta, la grafica dell'etichetta deve essere la stessa per tutti, quindi la parola Coglio
in bella evidenza con la scritta vino da uve autoctone sotto, marchio aziendale, poi insomma in retroetichetta qualcuno di noi mette la spiegazione, un po' 2 righe per spiegare un po' cosa significa la parola autoctono, e possibilmente non utilizzo di nomi di fantasia, per proprio dare predominanza alla parola Collio. Come ha detto giustamente Andrea, il futuro dovrebbe essere per noi che quando si parla di Collio non serve né dire Collio bianco, non serve dire Collio da uve autoctone, perché quando tu parli, dici Barolo, dici Champagne, non è che fai l'elenco delle varietà che lo compongono. Quindi queste sono le 4 regole che ci siamo dati, appunto con una stretta di mano, e lì saremo ferrei, saremo sempre ferri. Ne parlavamo prima in macchina, potremmo concedere di utilizzare un po' di picolit, ecco, questo sì, perché comunque è un'uva autoctona, ma altrimenti se iniziamo a concedere va a finire che facciamo i passi indietro che sono stati fatti tanti anni fa, e quindi perdiamo totalmente l'idea del nostro progetto, che comunque noi ci auspichiamo che lo facciano in tanti, che fra 10-15 anni ci siano tantissime aziende che lo facciano, ma noi andiamo avanti lo stesso, non è che ci fermiamo, anche perché è un progetto che ci sta dando grandi soddisfazioni, grandi visibilità, è molto ben visto anche dalla stampa giornalistica di settore e non solo. È un vino riconoscibile che ha fatto, secondo me, parlare molto del Collio in un momento storico in cui il Collio sta risalendo la china dopo anni difficili, no? Con l'avvento di altre zone viticole che hanno avuto un po' il sopravvento, siamo stati molto gemme dormienti in molti anni, quindi stiamo adesso germogliando, e questo è un progetto che sta aiutando questa nuova vita di tutto il Collio. In più c'è la possibilità di farsi il proprio grande blend aziendale con il proprio nome, quindi non avrebbe alcun senso riproporre un altro progetto particolarmente aperto, perché è già possibile farlo. Esatto. Quindi quello è già il presente, e paradossalmente potrebbe essere anche un parallelo, cioè nel senso un'azienda può farsi il suo blend aziendale col suo nome, con la sua varietà, con il suo stile, espressione della sua azienda, e affiancarlo a questo tipo di progetto che invece parla di territorio. Quindi diciamo in cui giustamente fai anche un passo indietro col tuo marchio, però è una cosa che giova a tutti, è una cosa che giova a un'azienda piccolina e sconosciuta su alcuni mercati come posso essere io, perché lo diciamo all'inizio, se il Collio diventa forte, per me diventa molto più facile. Certo. E quindi questo è importantissimo per chi non ha un grande peso a livello di brand aziendale, ma diventa il completamento anche per le grandi aziende. Se unisci un grande brand a una forza incredibile a livello anche di territorio, hai vinto, cioè hai ottenuto tutto. E in Collio il territorio deve tornare intanto in etichetta, deve tornare in fronte, perché tante volte ci dimentichiamo, ma è sparito, cioè nel senso è sparito sia a livello visivo, e tante volte è stato messo dietro il varietale, ma molte volte neanche rivendicando, anche dove è possibile, ad hoc alcuni vini, alcune uve. Io ho un'azienda a Cormoso, moltissime aziende per comodità hanno magari una parte di Sonzo, una parte di Collio, vai a fare un unico vino, quindi magari come una Doc Friuli, come un IGT. Questo in una zona forte non deve succedere. In altre zone, se hai un piccolo vigneto in una parte particolarmente evocata, non ti sogneresti mai di togliere, facendo sempre il classico esempio, non chiameresti mai Nebbiolo qualcosa che può essere Barolo, perché non ti è conveniente. Da noi sta succedendo, ma che sia su questo vino qui, ma anche sui varietali. Se la ribolla va di moda, vendi perché ribolla, non interessa nulla che sia Collio sparisce. E questa è la grande sconfitta a livello territoriale. Mettere qualcosa davanti al territorio, che sia l'azienda o che sia il varietale. La bellezza del territorio, correggimi se sbaglio, è che ovviamente si può fare una ribolla anche in Sicilia se vuoi. No? Si può fare un friulano in Veneto o in Emilia Romagna per un Collio, si può fare solo qua. Esatto, non si può, anche se era 100% Chardonnay per caso, però se tu metti Collio è sempre quello e non si può ripetere in nessun'altra parte. Esatto. Il concetto di identità è quello lì. Sì, esatto. È quella collegato cosa col territorio. lì. Esattamente. È l'unione, e quando parliamo di terroir, una parola
tanto utilizzata dai francesi, che non a caso sono i più grandi comunicatori del proprio lavoro. Si parla di territorio, si parla di vitigno, si parla di clima, si parla di persone, cose non riproducibili in altri ambiti, cose che anche noi ce l'abbiamo il terroir, però lo dobbiamo tutelare, e questo progetto fa sì che tutto questo venga tutelato. Viene tutelato il nostro terroir, qualcosa che è radicato nel nostro territorio e che vogliamo che cresca e che sia la bandiera di questo territorio in futuro. C'era una volta, un po' di tempo fa, c'era Adriano Gigante qua, che ha messo sul podcast questo concetto di fare un blend territoriale, però che messo dentro anche colli orientali, Collio, forse un po' di Sonzo, ma lui parlava solo di quelle due cose, di unire completamente queste due zone di colline per fare un vino del Friuli Venezia Giulia, non parlando di Collio, di colli orientali. Cosa pensate di quel tipo di idea? Se un produttore colli orientali decide di fare esattamente lo stesso forno Secondo che me, fa... ovviamente noi non siamo il consorzio Collio, quindi non possiamo Ovviamente, sì. attualmente Stiamo parlando, però fare se uno mi dice Colli orientali, vino da uve autoctone e Toccai Ribolla Malvasia, come stiamo facendo, sarebbe un aiuto anche per noi. Ok. Cioè, secondo me è un grande aiuto, perché vuol dire che stiamo tutti capendo qual è il vino storico tradizionale della nostra zona. Ok. Infatti, scusa che ti interrompo, Cristian, quando ho ascoltato il podcast di Adriano, noi abbiamo un gruppo WhatsApp e l'ho postato subito, no? Ho detto, vedo che magari siamo stati ascoltati oppure presi da esempio, oppure comunque ci sono già aziende nei colli orientali che lo fanno, no? Lo fanno già come dove autoctone, quindi sì, io sposo assolutamente l'idea di Christian, l'idea anche di Adriano. Più siamo, meglio siamo. L'unione fa la forza. Potremmo stare qua a elencare questi proverbi dimenticati che poi con l'andare del tempo, con l'andare degli anni, quando invecchi ti rendi conto che invece dovrebbero essere delle regole di vita, no? Quindi sarebbe una cosa fantastica poter fare un vino territoriale con più denominazioni messe assieme, assolutamente sì. Ah, ok. Poi Allora, si vede anche che se senza parlarci, no, alla fine dei conti, stiamo ragionando tutti allo stesso modo, Esatto. secondo me anche la potenza di queste uve sulla nostra collina, ad esempio, perché quando la composizione del Coglio Bianco ha anche un significato proprio nella collina del territorio, cioè la ribolla sta benissimo sulla Ponca, su proprio quella zona dura di roccia, di fleche, che ad esempio un Toccai proprio sopra non starebbe così tanto bene, perché come vediamo magari uno dice si imballina col periodo secco, no? Luglio-agosto il Toccai rimarrebbe lì e farebbe solo gradazione, un vino molto, molto da invecchiamento veloce, per dire, no? Mentre una ribolla vive bene sulla punta di una collina, no? Come anche una malvasia, io ad esempio utilizzo sempre la malvasia nelle parti un po' più umide, perché la malvasia ha un grappolo molto spargolo e quindi va molto difficilmente in marciume, anche 2014, mai proprio. È un'altra cosa della malvasia, stando magari nella parte più bassa, così, che non gela mai, non va mai in una gelata. È una varietà che esce molto tardi, e quindi un Toccai invece che è una varietà molto equilibrata, sta molto bene in una classica zona di collina da Gran Cru, per far capire, no? sì, sì. E quindi nelle nostre colline vuol dire che stiamo capendo che questo blend è perfetto, ma vuole anche dire che anche il blend è ideale anche per i cambiamenti climatici. Cioè è l'aiuto che può avere a tutto nell'insieme delle cose, perché capisci esattamente ogni punto della tua vigna, quindi ti ripeto, una gelata non può capitarti quasi. Ok. Quindi perché tu utilizzi anche la varietà come strumento. È uno strumento tuo, diventa la varietà, non diventa un metodo di marketing come lo è adesso, è un metodo contadino, quindi puoi tornare a usarlo come metodo contadino. Quindi il blend è ideale per questo, e poi il blend di autoctoni, perché? Soprattutto di autoctoni, perché sono le varietà più tardive, sono le varietà che possono mantenere comunque più acidità nel percorso,
avere una varietà tardiva per fare grandi vini è molto importante, perché da metà settembre in poi ti arrivano i freddi, ti arrivano le piogge, ti arrivano ciò che può permetterti all'uva di tirar su da sotto la radice e portare al vino. Sono quei freddi, sono queste cose qui. Andando con varietà non nostre diventa molto difficile, perché vendemmie a metà agosto, cose del genere, sono veramente innaturali per una viticoltura e tutto quanto. Io poi che lavoro da anni con fermentazioni anche spontanee, ho capito il concetto di blend ancora di più, secondo me, perché prima separavo le varie uve, adesso le metto subito assieme. E ti faccio un esempio: un Tokai friulano in una zona di Cormons molto calda, Montequarin, così, che fa 14,5 di alcol a maturazione giusta, neanche 14, 14,5, ma quando tu puoi metterlo assieme a una ribolla che ne fa 12, quindi abbassi la gradazione, e con una fermentazione spontanea con dei lieviti che se no avrebbero molta difficoltà a finire la fermentazione, va molto meglio, con un'acidità maggiore che aiuta ad esempio a non essere attaccata da batteri, e una malvasia che è ricca di proteine, che ti dà cibo per quel lievito. Ok. Quindi soprattutto quando ci si sposta su un tipo di viticoltura e di enologia diciamo più verso una naturalità della cosa, mettiamola così come nome, devi tornare a ciò che facevano una volta, perché sicuramente lo facevano in maniera più legata a questo, no? Una Esatto. volta non c'era l'utilizzo di lievito, ma anche temperature, perché più vai tardi nella vendemmia, più hai bisogno di meno temperatura, quindi Certo. meno utilizzo di energia elettrica, tante cose. E quindi è interessante, secondo me, nel mio tipo, ad esempio, di agricoltura e enologia, il blend è stato molto importante. Sì. Io sono sempre stato un grandissimo fan dei blend, infatti 20 qualcosa anni fa, quando l'hanno cominciato a fare tutti quegli eventi di Super Whites, per me è stato importante, perché era la cosa che secondo me portava avanti Friuli come produttori di grandissimi vini bianchi di world class, no? Quando stiamo parlando di un vino bianco che può stare sul tavolo su qualsiasi bianco nel mondo, dei Borgogna, di Bordeaux, di qualsiasi California. Allora, questo concetto, due cose volevo chiederti, perché hai detto di questo concetto dell'alcol. Secondo voi questa idea, perché Collio fa i vini abbastanza forti, no? Stiamo parlando di 14 gradi, 13,5, ok. E questo, secondo voi, potete trovare il vostro mercato per questi vini bianchi potenti, o è sempre più difficile trovare un pubblico che sta cercando la leggerezza, la bevibilità? I vini del Collio sono facili da bere. Per me questo non è un sono problema. Assolutamente, abbiamo bevuto una bottiglia. Quindi... Io sto parlando... sto cercando un po' di più. No, ma, allora, il problema è molto semplice, che non è poi un problema. Il territorio questo dà. Non possiamo pensare di stravolgere quello che siamo sempre stati. Bravo. Per un puro rincorrere un fattore commerciale. Basta berne di meno, basta bere un po' più consapevolmente, però è naturale che in Collio, come anche nei colli orientali, le rese etero sono basse, l'esposizione è spesso e volentieri tutte le ore della giornata verso il sole, la ponca crea concentrazioni, quindi è impossibile produrre, al netto della ribolla gialla, produrre vini con gradazione alcolica di 12 gradi. Dovremmo completamente stravolgere quello che siamo, quello che siamo stati e quello che saremo. Quindi non è un problema, noi siamo così e ci sarà sempre una fascia di mercato che berrà questi grandi vini e dobbiamo solo andare avanti, ovviamente cercando sempre di dare un equilibrio. Il Collio da uve autoctone, questo fa. Christian ha detto la cosa giustissima, mette assieme un'uva con un'uva potente come il Tokai friulano, che dà ovviamente sulla ponca gradazioni alcoliche anche sostenute, con un'acidità spesso che crolla all'arrivare della maturazione, con una invece che ha l'esatto opposto, ovvero ha più freschezza, una grande acidità, che compensa appunto la mancanza che ha il Tokai friulano. E infatti, come il vino che stiamo bevendo di Andrea, è completo. Tu raggiungi il massimo obiettivo in un blend, soprattutto del Collio Bianco, quando tu non senti una varietà che domina sull'altra.
Infatti, lì hai raggiunto il tuo obiettivo. Il blend è l'unione di 3 individui con caratteri differenti, no? È come mettersi assieme quando tu invece ti stai, non dico antipatico, ma insomma sei diverso, no? E stessa cosa vale per il blend. no, io volevo solo sentire uno di voi per dirlo, perché durante le degustazioni che faccio e le persone che chiedono per vini che hanno un po' meno alcol, dico sempre, ma fare in una zona come Collio orientale, Butrio per esempio, dove hai una zona calda, provare di fare un vino con 12,5 di alcol è come mettere il motore della Panda dentro il Ferrari, no? È impossibile. Il territorio dà quel vino e dobbiamo, o dovete, fare quel vino lì, deve seguire il territorio. Se il territorio dà grandissimi vini bianchi, deve fare quello. Esattamente, poi finalmente o sarebbe ora, a mio avviso, di cercare di creare il mercato, siccome comunque le produzioni del Collio sono produzioni di nicchia, e non sempre assecondarlo. Se si riesce a dire questo è il nostro meglio, questo è quello che dà il nostro territorio, quindi questo è il nostro territorio, la cosa importante è trovare chi apprezza queste cose, non andare ad assecondare sempre quelle che sono le richieste, se no effettivamente crolla il discorso di parlare di territorio. Se noi Bravo. continuiamo a fare le varietà che ci chiedono o con le varietà storiche cercare di stravolgere per fare un vino che ci chiedono in quel momento, non creeremo mai un territorio. Quindi cerchiamo di creare, ecco, con il nostro territorio un mercato interessato, e lì sicuramente avremo anche una grande costanza nel tempo, perché chi ama questo tipo di vini verrà a ricercarli. E la cosa bella è effettivamente ci sono tante zone, tante sfaccettature e tante varietà che ti permettono di poter bere vini con acidità spiccatissime forse è meglio acquistarli o cercarli in altre parti del mondo o in altre varietà. Qui da noi è bello se vengono a ricercare quello che il nostro territorio può dare come massima espressione, se no faremo sempre una brutta copia di qualcos'altro che in quel momento funziona, ma fra 5-10 anni non lo sappiamo. Esatto. E secondo voi è stato fatto un po' troppo nel territorio, non solo Collio ma anche in Friuli in generale, che è stato un po' seguito troppo le mode, secondo voi? O no? Ma per quanto riguarda Io ho i vini sempre lamentato un pochino di questo fatto. Ma tu intendi i vini, l'impostazione dei vini oppure... Sì, adesso tutti vogliono vini leggeri, allora dobbiamo fare vini leggeri. Ma non mi sembra che in Collio facciamo vini leggeri, onestamente. No, credo ma che allora in Collio ti direi assolutamente no. Forse È stata un po' cambiata un po' l'impostazione, nel senso è stata più ricercata la freschezza, facendo magari delle vendemmie scalari, vendendo magari qualche partita un po' prima rispetto... Magari una volta si vendemmiava una partita unica, un'unica volta in stramaturazione, mentre adesso qualche produttore magari fa più partite, poi fa un taglio anche all'interno della stessa varietà, quindi si è puntato più sulla freschezza, ma assolutamente non vedo stravolgimenti sull'impostazione dei vini. Vedo notevoli miglioramenti, questo sì, ma non stravolgimenti. Perché forse non in Collio, forse il Collio è stato abbastanza stabile su questo, però altre zone... non dico dove, c'era questa, ok, dobbiamo fare più Pinot Grigio. Pinot Grigio non è più di moda, dobbiamo fare Ribolla Gialla. Questo allora stai parlando di un altro concetto, forse Sì. stai parlando di un concetto di programmazione sugli impianti dei vigneti, programmazioni... Esatto, Sì, ma anche questo sì, in certe altre zone sì, ma non in Collio. Ecco. In certe altre zone sì, però anche lì poi dobbiamo sempre pensare all'impatto economico, no? Che hanno determinate zone, la viticoltura su determinate zone che magari non hanno quello che abbiamo noi da spendere sul mercato, che è la denominazione, la forza della parola Collio o la forza della collina, dei colli orientali del Friuli. Quindi certe altre denominazioni magari hanno messo un po' da parte qualcosa che comunque era stato costruito anche, ho capito cosa intendi, per esempio anche nelle grave del Friuli. Mi ricordo, tu hai citato i Super White, mi ricordo i Merlot di Vistorta, grandissimi vini, quindi anche in quelle zone lì puoi lavorare veramente molto ma molto bene. Poi però c'è l'aspetto economico che spesso però ha il sopravvento su quello che è l'impostazione che dovrebbe avere ogni singolo territorio, l'identità di ogni singolo territorio. Sì, in Collio forse è successo, perché comunque gli internazionali, soprattutto quando sono aperti i mercati internazionali, sono cresciuti tantissimo,
soprattutto per motivi commerciali, perché era più facile venderli. Forse un po' meno rispetto ad altre zone, perché la collina è più difficile da stravolgere rispetto ad altre zone. Ok. Perché ci vuole più tempo, ci vuole più lavoro, perché gli appezzamenti mediamente sono piccoli. Ecco, e quindi probabilmente ci si pensa 2, 3, 4, 5 volte per spiantare e tornare a ripiantare. E anche per questo abbiamo la fortuna rispetto ad altre zone di avere vigneti mediamente con tanti anni, che sono un valore aggiunto in questo momento non da poco, una cosa che forse fino a 20-30 anni fa non era ritenuta così importante, mentre adesso le viti vecchie comunque sono un qualcosa di cui tutti, è un vanto per tutte le aziende. Assolutamente. Tornando sempre al discorso di territorio, più la vite sta in quel territorio e più riesce a portarti in bottiglia nel calice quello che il territorio può esprimere, forse mettendo anche dopo un po' di affinamento leggermente in secondo piano quelli che possono essere i varietali. Quindi torniamo sempre al territorio che domina su tutto il resto. Abbiamo parlato un po' prima della registrazione, che ha detto che c'erano altri produttori che volevano entrare dentro il progetto di questo colio fatto dalle uve autoctone, no? Però mi ha detto che forse anche loro devono un po' cambiare la loro situazione per avere tutti i vitigni per entrare nel progetto. Secondo voi questo è un trend un po' del tutto il territorio di Collio, che c'è più concentrazione su gli autoctoni e stanno un po' forse abbandonando il Chardonnay e Sauvignon della zona? Vedi un movimento verso gli autoctoni o no? Allora, secondo me in generale in Italia c'è questo trend di spostarsi per fortuna su varietà autoctone, perché comunque, come dicevo io prima, capiscono meglio il territorio, cioè sono più tardive e tante cose che permettono di capire meglio il territorio e lavorarci meglio anche per il contadino che ci lavora. Questo progetto ha soprattutto questa finalità, cioè qualcuno nel territorio ha detto sono partiti velocemente a fare sto progetto. Velocemente neanche tanto, perché sarà 30 anni che ne parliamo. È passato in assemblea non so quante volte, l'ultima volta è passato come già fatto quasi. Ok. E quindi è un po' un assurdo, no? Quindi non c'è tanta... Però rimane come progetto anche un focus, cioè è un progetto molto importante per questo, perché ogni contadino che adesso vuole fare un nuovo impianto o vuole fare un nuovo Coglio Bianco o vuole modificare il Coglio Bianco perché non gli piaceva quello che faceva e così, ha questa presenza di questo Coglio uve autoctone e dice, e come invece stiamo vedendo tanti, quando perché ognuno di noi ha chiamato degli amici produttori dicendo vuoi farlo, hai sentito parlare così, faccio sì sto piantando Malvasia, capisci? Ok. Cioè, e quindi è giusto sto progetto per questo soprattutto, perché è una speranza, è proprio, ma soprattutto è messo lì un punto fisso che così anche gli altri produttori possono arrivarci, perché io parlando anche anni addietro, tanti magari mi dicevano ma sì, ma non lo facciamo il Coglio Bianco perché non sappiamo ancora, può essere fatto con tutto, io non entro in un progetto così, no? E adesso c'è un punto fermo e noi siamo riusciti a creare un punto fermo e speriamo che questo punto fermo incrementi i produttori. Di questo punto fermo devo anche dire che noi abbiamo avuto poco tempo fino adesso, ma abbiamo fatto un po' di incontri anche con giornalisti sia friulani, di tutto il Friuli Venezia Giulia, che un po' anche tramite anche il consorzio dall'esterno e tutto quanto, un po' abbiamo fatto anche a Roma, mi ricordo. Allora, su 20 giornalisti, ma tutti hanno detto sempre finalmente. Esatto. Cioè, tutti si aspettavano questo. Cioè, è proprio una cosa plateale. Tutti hanno sempre detto, quelli che abbiamo chiamato noi, ma anche quelli che aveva chiamato il consorzio, in generale hanno detto finalmente, no? Quelli gli unici che potevano dire un po' così è stato fatto molto veloce, ma per il resto non c'è una contrarietà al progetto di per sé. Quindi vuol dire, noi siamo ancora più contenti perché per noi è stata una decisione da produttori di vino, l'abbiamo fatta noi con una stretta di mano, con una serietà, ripeto, produttori che da anni lo fanno, produttori che sanno di cosa si sta parlando su questo vino,
però i giornalisti hanno detto finalmente, cioè non ci hanno detto sì, ni, bi, bu. Quando uno ti dice finalmente è un'altra parola proprio, vuol dire che l'hanno già pensato nella loro testa da anni Sì. e non vedevano loro che uno lo facesse. E qualcosa secondo me il territorio ci voleva. E adesso parlando come hai detto prima che ci sono delle persone, ok, ho messo dentro la Malvasia, è un punto, è un obiettivo da raggiungere. Cioè, io voglio essere lì. Adesso sto lavorando per avere il mio vignetto a posto per entrare dentro questo progetto, per avere anche Collio sulla mia bottiglia. Molto molto bello questo, molto bello. Bene, ma allora con questo grazie tantissimo per la bottiglia, Andrea, è stato delizioso, molto molto buono, non avevo dubbi. Grazie E grazie mille. a tutti voi per il tempo dedicato. Grazie a Oggi voi. veramente è buonissima fortuna del futuro con progetto perché finalmente abbiamo un obiettivo da raggiungere. Bravissimi ragazzi, grazie tantissimo. Thank you. Thank you. Grazie.